Calabresi in posizione di metà classifica ma galvanizzati nel morale dall'ultimo colpo esterno al Livorno. Bergamaschi che dopo 18 risultati utili consecutivi hanno ceduto in casa all'Empoli e abbandonato il primo posto ora del Siena. C'è un solo precedente in Serie B in Calabria, il 22 ottobre 2005 si impose 1-0 il Crotone con un gol di Scarlato. Le formazioni: Crotone con Bindi a guardia dei pali, difesa a 4 composta da Crescenzi, Vinetto, Abruzzese e Corregia, Eramo, Khalil e Loviso puntelli del centrocampo, in avanti Cutolo, Giuric e De Giorgio. Risponde l'Atalanta con in porta Consigli, a presidio della retroguardia Peluso, Bellini, Tröst e Ferri. Nella zona nevralgica del campo Padoin, Carmone Del Vecchio, Doni dietro alle punte, Tiribocchi e Bjelanovic. Dirigerà l'incontro Emiliano Gaglione di Alessandria, riceverà la collaborazione di Marrazzo e Statuari, quarto uomo a Duci. Splendida giornata di sole però che è basso di fronte a noi e ci impedisce praticamente di vedere tre quarti di campo al momento. Spettatori 3.500 circa. Studio. Il cross al centro è leggermente troppo lungo perché soprattutto Ogbon è molto bravo. Il vantaggio dell'Atalanta con Tiribocchi con un diagonale appena entrato in area da destra servito da Doni. Atalanta 1, Crotone 0, tutto questo esattamente al 28esimo e 30 secondi. Linea ancora a te, Brughini. D'accordo Russo. E qui siamo al 31esimo e 40 secondi, e così come segnalato nel flash su Modena dal 28esimo e 30 secondi, quindi da 3 minuti circa l'Atalanta è passato in vantaggio. Veloce contropiede, Doni ha passato il pallone a Tiribocchi che appena entrato in area dal vertice destro ha scaricato un diagonale che ha trafitto Bindi. Stavamo segnalando che da qualche minuto gli ospiti erano tornati pericolosamente in avanti e così sono riusciti a sbloccare il risultato. Nel Crotone Cutolo, sicuramente uno dei migliori giocatori della categoria, è finora stato servito poco e male. Cerca di tornare in attacco per reagire, per riacquisire possibilmente la parità il Crotone. Crotone 0, Atalanta 1, la linea Varese. La linea di fondo. Il pareggio del Crotone col suo uomo più rappresentativo, Cutolo. Tutto questo esattamente al 35esimo e 40 secondi. Crotone 1, Atalanta 1, linea a te. 37 minuti e 15 secondi a Crotone, dunque i padroni di casa sono arrivati al pareggio col loro uomo più rappresentativo. Dicevamo di Cutolo che fino a questo momento non era stato in particolare evidenza. Ebbene, lui che è uno dei migliori giocatori sicuramente che stia raccontando la Serie B, quando ha potuto ha scaricato un sinistro sul quale Consigli è apparso battuto per il pareggio del Crotone. Il 12esimo gol di Cutolo, mentre per Tiribocchi si tratta dell'11esima segnatura in questo campionato. Da dire che il Crotone sembrava stordito, non più nella condizione di reagire al vantaggio dell'Atalanta, anzi erano stati gli ospiti a sfiorare il raddoppio con Bjelanovic, colpo di testa straordinaria, parata distinto da parte di Bindi, e poi questa azione del Crotone che ha ritrovato la verva, ha ritrovato il morale dopo il pareggio e ora sta provando ad attaccare ancora. I minuti sono 37 e 50 secondi. Crotone Atalanta 1-1 Varese. Le cose migliori le ha fatte vedere l'Ascoli con un Varese che non riesce a... Strepitoso raddoppio di Cutolo con un tiro dai 25 metri spostato sulla destra, un tiro a rientrare che ha sorpreso Consigli. Crotone 2, Atalanta 1, ancora linea Livio Forma. Fantastica punizione di Doni ed è il pareggio dell'Atalanta. Crotone 2, Atalanta 2, ottavo minuto, linea ancora ad Antonello Brughini. Destino che questa partita debba raccontare di gol strepitosi. Abbiamo accennato al secondo gol di Cutolo, ma questa punizione di Doni nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore difesa da Bindi è stata una pennellata che si è insaccata sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere del Crotone. Ma attenzione, perché lo stesso Crotone si è portato vicinissimo al tornare in vantaggio
vantaggio un minuto fa, ora sono 11 e 30 secondi i minuti. È stato vicinissimo al tornare in vantaggio il Crotone, colpo di testa di Diuric al volo di Giorgio dal limite dell'area, posizione centrale sotto la traversa, è andato a deviare in calcio d'angolo con un balzo felino il portiere Consigli, dunque evitando che la sua squadra tornasse in svantaggio. 2-2 allora in questa partita che definirei molto avvincente, mentre intanto c'è stata un'ammonizione per quanto riguarda un giocatore del Crotone, esattamente il numero 2 Crescenzi, e quindi ammonito Crescenzi, la punizione in favore dei calabresi che cercano di riportarsi in avanti. Ora i minuti sono 12 e 10 secondi, 2-2 a Crotone tra i padroni di casa calabresi e l'Atalanta. La linea torna al Franco Ossola. Scusa Raffa, è finita Lezio Scida, Crotone Atalanta 2-2, doppietta di Cutolo per i calabresi, di Tiribocchi e Doni le reti degli ospiti. A te la linea.